con 1.348 milioni di euro di assestamento di bilancio non si trovano 22 milioni per Udine e riqualificare un borgo meraviglioso come quello? In colpo mi sembra un po' difficile, senza un'idea. Ma non è arrivato neanche un milione, non è arrivata neanche la zeppa della porta a questo giro. E senza un'idea che deve collegare, forse vuoi farla, quella roba lì, con la sicurezza. Ma la sicurezza. Prima affronti la sa sicurezza. Che cosa porta? Perché lì c'è un problema Caligari, sa di che cosa porta a partire subito con la sicurezza. Posso dire? Perché allora non mi dica che se anche si mettono 200 milioni di euro lì e si fa tutto bellissimo, mi dica perché secondo lei non spaccheranno le auto lo stesso. Io posso dire allora, io posso dirle semplicemente una cosa. Gli apicalli della Lega. Per esempio quelli del mio paese, no, per 5 anni, per legge sono stati esclusi da qualsiasi contributo regionale. Ed è una cosa giusta questa? Sì, era giusta, sì, sono stati esclusi, e sa perché lei era contraria, sono stati esclusi perché il mio paese non aveva aderito alle UTI. È gravissima quella roba, e chi l'ha fatta? E io sono uscita dalla maggioranza. La regione mette 5 milioni di euro, ad esempio, per gli steward, adesso. E mi pare 3 sono dedicati a Udine Pordenone, e fra l'altro Udine potrebbe prendere la parte che non usa Gorizia, l'ha detto Roberti l'altra notte. Perché voi puntate sulla sicurezza. Ma certo, perché la sicurezza divide. Uno in un bar non è che risolvi la cosa facendo il campetto nella piazza, ma mi pare evidente. Allora adesso faccio una domanda, no? Posso fare una domanda? Perché questo è successo. Cioè, questo è successo. Allora voi mi state dicendo che ammazzano uno, cioè uno cerca di fermare 3 o 2, che fra l'altro erano anche italiani, per l'amor di Dio, no? Che litigano, viene ammazzato così e si risolve, che poi era anche in centro, per l'amor di Dio, però diciamo. Credo che succeda di peggio anche in Borgo Stazione e anche più in maniera continuata, no? Anche danni alle proprietà. E la soluzione è fare la piazza con il campetto per gli sport di strada. E si pretendono 20 milioni subito.